Adesso un sipario dedicato ai cactus che non temono gli inverni rigidi della pianura padana. Linea Elisabetta Gori, poi noi ci ritroviamo qui da Musile di Piave tra poco per continuare a parlare di soia. Si dice cactus e si pensa al caldo e invece non sempre, non necessariamente è così. Ci sono piante che sono particolarmente adatte, che stanno bene, prediligono i climi freddi e c'è anche chi si è specializzato proprio in queste piante, una nicchia nel mercato delle cactacee. Davide Contis del vivaio Cactis di Minerbio, la provincia è quella di Bologna. Queste sono piante da freddo, che per parlare di cactus sembra strano. Esatto, sì, sono piante che negli anni, ho collezionato guardando la provenienza soprattutto di queste piante, perché ci sono tanti deserti freddi, dove comunque ci sono temperature anche che vanno a meno 15, meno 20 gradi. La differenza con il nostro clima è che appunto è un inverno che è molto secco rispetto ai nostri. Per questo, per coltivarle da noi, bisogna fare molta attenzione a dove le si piantano, quindi pieno sole, con terreno molto drenato per favorire appunto il terreno più secco possibile in inverno, anche se possono prendere comunque la pioggia e magari aiuole rialzate, rocciosi, sono tutte condizioni che favoriscono la crescita di queste piante. Quindi queste possono vivere anche se nevica, se gela, senza problemi. A me sembra incredibile. Assolutamente, ovviamente ci sono, per dire, abbiamo opunzie e cilindropunzie, ci sono anche piante dello stesso genere che vengono da posti caldi, quindi dobbiamo sapere che cosa andiamo a piantare nel giardino. Però sì, queste piante resistono tranquillamente anche con la neve, con il ghiaccio, ed è proprio quello il bello, magari vedere queste piante con il ghiaccio sulle spine d'inverno, cosa non tanto magari comune. Ma poi dopo durante l'estate come se la cavano? Durante l'estate se la cavano ancora meglio, quindi resistono anche al secco, quindi possono essere piantate, aiutate un attimo inizialmente con l'acqua e poi possono stare in giardini senza irrigazione, quindi si adattano alla pioggia. Fioriscono, grandi fioriture, ci sono piante che non si disidratano d'inverno e altre che invece hanno questa caratteristica, cioè si raggrinziscono, si disidratano per non ghiacciare e poi dopo a primavera le prime piogge si rigonfiano, tra virgolette. Ci fai un piccolo riepilogo, alcuni nomi, anche se sono, sappiamo, sempre piuttosto complicati, però così magari si ricordano. Ok, allora opunzie che diventano grandi del gruppo Engelmanni, poi dopo ovviamente ci sono tante specie. Cilindropunzie, quindi della stessa famiglia, ma praticamente hanno questi articoli cilindrici allungati, possono diventare tutte e due 1,5 metri, anche 2 metri le cilindropunzie in giardino, fiori che vanno dal viola al rosa al giallo o il giallo col centro rosso. Questi sono più o meno i colori dei fiori delle opunzie. Poi abbiamo delle iucche che formano un tronco lentamente, sono di questo colore azzurrino, fanno una bella fioritura bianca con dei fiori a campana rovesciati all'ingiù. E poi cos'altro? Altri tipi di iucche, poi dopo abbiamo agavi, che adesso però qui le abbiamo là in fondo, se no Bescorneria iuccoides, una pianta a foglia morbida senza spina, ma anche lei è resistente al freddo. Ci sono anche piante molto più piccole, che quindi possono essere coltivate in vaso o in ambienti piccoli all'esterno, come gli Echinocereus, che sono anzi forse anche più resistenti al freddo, o se no opunzie molto piccole che vivono fino in Canada, quindi sono sempre opunzie dall'articolo molto piccolo, e vivono nel nord degli Stati Uniti e nel sud del Canada, in montagna. Avete solo l'imbarazzo della scelta e non c'è da temere i rigori dell'inverno, anzi c'è da augurarsi che arrivino. Quello è il bello. Quello è il bello. Grazie infinite e buon lavoro e restituisco la linea. Allora partiamo subito tracciando un quadro non solo della regione che ci ospita, appunto il Veneto, ma anche ovviamente della coltivazione che in Italia è soprattutto concentrata qui, quindi la soia. Soia abbiamo detto molti ettari insomma proprio qui in Veneto insieme anche al Friuli, queste due regioni e in parte un pochino più residuale l'Emilia Romagna si dividono oltre i 2/3 della superficie totale nazionale. Allora Stefano Fornaro, responsabile d'area RW Venturoli per il Veneto, perché si è affermata così
bene la soia qui e anche quali sono le prime indicazioni anche alla vigilia, insomma, della trebbiatura che ovviamente poi durerà oltre un mese. La soia negli ultimi anni è diventata una coltura molto diffusa, presente in quasi tutte le aziende a livello seminativo. Perché? Perché è una buona fonte di reddito, è di facile coltivazione e soprattutto grazie anche a alcuni contratti si può anche standardizzare il reddito e quindi insomma per l'azienda è una cultura abbastanza affidabile. Quali sono le varietà più indicate per questo territorio? Il Veneto si può dividere, bisogna dividerlo tra la parte bassa e la parte alta, con varietà ciclo medio, quindi di gruppo 1, sono un po' ubiquitarie, si trovano dappertutto. Nella parte nord del Veneto si coltivano generalmente cicli un po' più lunghi, quindi degli 1+, mentre nella parte più bassa si tende un po' a precocizzare. Quest'anno la maturazione è stata ottima, un po' generalizzata a livello regionale, con una defoliazione molto buona dovuta principalmente al mese di settembre che si è caratterizzato per elevate temperature e quindi questo ha favorito la maturazione del prodotto. E allora, oltre al Veneto, l'altra realtà territoriale italiana in cui la soia si è affermata particolarmente è il Friuli Venezia Giulia e così insieme a Gualtiero Gigante, responsabile d'area per il Friuli Venezia Giulia, RW Venturoli, facciamo un quadro di quello che rappresenta la soia per il Friuli Venezia Giulia. Partiamo un po', diciamo, inquadrando perché la soia si è così affermata nel territorio del Friuli Venezia Giulia. Diciamo che il territorio del Friuli Venezia Giulia è stata una delle zone dove ha preso piede velocemente la coltivazione della soia fin dai primi anni, grazie anche a una realtà che è stata la Torvis di proprietà di Ferruzzi, dove diciamo, è stato un po' il punto di partenza. Si è visto subito che era una coltivazione che si adattava molto bene, aveva una bella produzione e quindi dava anche un reddito sicuro. Nel frattempo in Friuli si è creata anche un maggiore interessamento e quindi sono partite anche tutte le sperimentazioni per le varie costituzioni, nel senso che ci ricordiamo anche la persona di Mariolino Snidaro, no? Che purtroppo ci ha lasciato, che è stato un po' l'artefice delle nuove linee di selezione per l'utilizzo aziendale, quindi diciamo che è entrata un po' nel sangue dei friulani questa passione per la coltivazione che permetteva una coltivazione sia in zone litorali ma anche in zone abbastanza alte. Di recente ho trovato delle pubblicazioni su Italia Agricola 1940 della soizzazione dei terreni agricoli. Poi il discorso è stato un crescendo in divenire. Diciamo che grazie appunto alla ricerca dell'ERSA si sono insediate poi anche delle varietà che avevano delle peculiarità un po' diverse, cioè la soia noi l'abbiamo sempre vista in Italia come una oleaginosa, anche se è sbagliato, ricordiamo che è una proteolaginosa, cioè produce più proteine che olio. Però si è insediata nel mondo così delle oleaginose, quindi soia uguale olio. In realtà la soia, la sua ricchezza è la proteina. Dalle pubblicazioni vediamo che la soia in realtà in America è stata inserita come da foraggio, poi è diventata un interesse per il settore diciamo, materie grasse, quindi l'olio. Quindi da lì è nata l'idea di riprovarla e rivederla. Grazie a delle linee che sono partite anni fa si è riusciti a ridurre quello che è un po' il problema della soia, cioè quelle proteine chiamate fattori antinutrizionali che bloccano quello che è la formazione della tripsina, quindi sulle pubblicazioni difficoltà di accrescimento, moria dei polli, quindi c'è tutta una difficoltà per cui la soia andava disoleata per essere utilizzata. Si sono trovate queste linee nuove dove possiamo tranquillamente oggi dire su certe varietà la diamo direttamente agli animali. Varietà che Venturoli ha cominciato a inserirle, quindi vediamo la giovane Namaste che si è dimostrata fin dall'inizio interessante. Quest'anno abbiamo già
posso dire anche nome e cognome, abbiamo già delle produzioni tipo Squizzato Giorgio Pocenia, oggi è già raccolta 59 quintali a ettaro, quindi direi è una bella produzione, bravo anche l'agricoltore, devo dire la verità, però dà delle performance interessanti. Non da meno l'Avatar, che oggi risulta la più bassa in fattori antinutrizionali, che si accompagna alla Svelte e alla Mantra, quindi abbiamo un catalogo ampio per quanto riguarda i cicli, per quanto riguarda anche l'ambito produttivo. Queste sono soie che possono essere, passatemi il termine zootecnico, di duplice attitudine. Cosa voglio dire? Interessante per l'olio, interessanti anche per il settore zootecnico, sia per un utilizzo diretto della granella, soprattutto sui suini o anche sui bovini, ma anche da trinciato. Infatti la Svelte è una varietà che l'abbiamo provata anche all'estero, soprattutto in Germania, e si sta dimostrando molto interessante per l'uso di insilato. Riesce a sviluppare una quantità di 100-130 quintali di sostanza secca col 20% di proteina, che per loro è un risultato soddisfacente. Quindi, come vedete, c'è un interesse che non è legato solo alla produzione di soia, ovviamente sono varietà che hanno performance pari o migliori delle altre, quindi come vedete è una varietà anche a taglia contenuta, bella ricca di baccelli, quindi l'agricoltore a prescindere non ha nessuna perdita. Lo vuole utilizzare in un ambito personale per una produzione OGM free, per una produzione locale di prodotti naturali chilometro zero, ecco, queste possono dare l'opportunità. Abbiamo visto Veneto e Friuli Venezia Giulia sono le regioni principali in Italia per quanto riguarda la coltivazione della soia, la terza è l'Emilia Romagna, soprattutto nella zona di Ferrara. E allora insieme ad Alberto Tosetto, responsabile d'area per l'Emilia Romagna e Mantova per RW Venturoli, vediamo com'è andata quest'anno, quali sono un po' le prospettive. Diciamo in Emilia Romagna in generale c'è stata una diminuzione, diversi fattori che hanno portato a questo. Il seminativo in alcuni areali, soprattutto nell'ambiente biologico, è stato penalizzato da una serie di normative che ha portato a seminare altre culture come il sorgo e il girasole in ambienti dove non si era mai visto. Per il resto poi l'acqua è venuta, le condizioni sono state ottimali, tant'è che ci troviamo di fronte a un'annata dove le trebbiature stanno ritardando. Sembra molto bella, le prime trebbiature hanno dato degli ottimi risultati, per cui direi che per ora il responso è positivo. Per quanto riguarda le varietà più adatte all'areale emiliano-romagnolo, quali possiamo suggerire? Dipende sempre da dove viene seminata. La tendenza è quella di avere varietà più precoci, con cicli più corti, per accorciare ovviamente quando si trovano delle stagionalità come queste, per tentare di anticipare le piogge e quindi abbattere il discorso dell'umidità. Oggi abbiamo, e noi nel nostro catalogo ci possiamo vantare di questo, delle varietà più precoci rispetto a quelle che vendavamo 5-6 anni fa, grazie anche alla genetica, alla ricerca che ha portato ad avere delle varietà precoci che performano come varietà tardive o quasi. La puntata di oggi termina qui, vedete in sovrimpressione tutti i nostri contatti, le pagine social, Facebook, Instagram, ma anche il canale YouTube e poi il sito internet rinnovato e anche Vimeo, insomma tanti modi con cui potete restare a contatto con noi e anche rivedere tutte le nostre puntate. Ma vi do già appuntamento alla settimana prossima alla solita ora. A presto e grazie per essere stati con noi. In collaborazione con